In Veneto ci sono 2.327 cantieri aperti su un totale di 58.187 di edifici interessati. Si stima che siano coinvolte 17 famiglie per oltre 600 milioni di lavori a rischio. L'ulteriore stretta imposta dal governo sul super bonus, lancia l'allarme CNA, rischia dunque di mettere in crisi imprese e famiglie. Il rischio è che molti cantieri che sono in questo momento in atto possano essere fermati e noi riteniamo che ci debba essere una salvaguardia delle attività delle imprese e anche delle famiglie che sono coinvolte in questa operazione. Riteniamo inoltre che la partita della cessione del credito e dello sconto in fattura siano due strumenti che hanno avuto delle distorsioni, ma che debbano essere comunque tenuti in considerazione una dinamica di certezza. Abbiamo una partita importante che è quella che riguarda la direttiva Green, che riguarda l'efficientamento e il sisma, le dinamiche legate alla correzione degli effetti del sisma sugli edifici. Per farlo abbiamo bisogno di lunga programmazione e soprattutto di certezza, perché se viene definito un importo e delle regole, su quelle regole le aziende si devono muovere. Oltre alle zone terremotate, chi è maggiormente a rischio? Sono state coinvolte anche i lavori legati alle barriere architettoniche e le ONLUS del terzo settore. Queste erano escluse dall'ultima modifica di blocco totale del superbonus e adesso entro il 4 di aprile queste operazioni devono essere codificate in maniera definitiva. In attesa del decreto definitivo, CNA lancia dunque un appello al governo. Lo lanciamo per chiudere questa partita senza ulteriori strascichi, soprattutto per quelli che si trovano in una fase di definizione finale delle proprie attività e dei lavori. E diciamo fin da subito, sediamoci a un tavolo per programmare subito un'attività nuova rispetto ai bonus che consenta all'edilizia di poter guardare i prossimi anni con certezza e con la voglia di lavorare sull'efficientamento del nostro patrimonio immobiliare.